In eccellenza il Catania, promosso in Serie D, matematicamente con alcuni turni di anticipo, gioca al Giovanni Brucoleri contro il Pro Favara, una gara di cartello che richiamerà sugli spalti sicuramente il grosso pubblico. Il Canicattì, deluso ma uscito a testa alta dalla Coppa Italia Dilettanti, gioca sul proprio campo per affrontare il Geraci. In questo caso i biancorossi hanno la qualificazione in tasca per i playoff, attraverso i quali tenterà una nuova scalata per approdare nella categoria superiore. E passiamo al campionato di promozione Girone A. Anche se il futuro biancazzurro è legato al risultato delle altre squadre, bisogna crederci e sperare sino all'ultimo. Ne è convinto il tecnico Giovanni Falsone, che continua a tenere sotto pressione tutta la rosa a sua disposizione. Adesso c'è da guardare al prossimo impegno casalingo, penultimo di campionato, contro i cugini della Libertas Racalmuto di Alessandro De Caro, che non naviga in acque tranquille. Il colpo di coda del Vis Borgonuovo preoccupa un poco l'ambiente racalmutese, che al Seneto cercherà di opporsi per cercare di ottenere un risultato positivo. Purtroppo la sconfitta di domenica scorsa, nello scontro diretto con l'ultimo della classe, ha ridotto le distanze, appena 4 punti, e matematicamente può succedere di tutto. Ecco perché c'è grande apprensione nel clan racalmutese. Tra l'altro all'Esseneto non sarà disponibile il giocatore più rappresentativo dello scacchiere di Alessandro De Caro, Oliver Cosma, appiedato per un turno dal giudice sportivo. In poche parole, la Libertas in queste due ultime gare di campionato si gioca l'ammissione ai prossimi play-out ed il Casteltermine sarà l'ago della bilancia del suo destino. La compagine castelterminese infatti affronterà in casa proprio il Vis Borgonovo e poi concluderà il cammino a Racalmuto. Arbitro della gara del Seneto è Michele Giordano di Palermo, il quale verrà assistito da Daniel Vito La Rosa e Vincenzo Prestigiacomo, entrambi della sezione di Palermo. In prima categoria Girone A 4 punti dalla conclusione del campionato e con ben 8 punti di vantaggio sull'immediata inseguitrice, vale a dire l'Empedoclina, l'Armerina si appresta a tagliare il traguardo della promozione. Stando così le cose, la compagine marinara andrebbe a fare playoff con la Leonfortese, mentre l'Angelo Cuffaro spareggerebbe con il Master Pro di San Cataldo. I giochi sembrano fatti, ma essendo la differenza di punti molto esigua tra il secondo e il quinto posto, basta un risultato negativo per capovolgere la possibilità di giocare in casa gli spareggi promozione. Non dovrebbe avere problemi l'Empedoclina, che gioca in casa con il Caltanissetta in questo turno, mentre per l'Angelo Cuffaro occorre un'impresa per battere in trasferta la Nissa. Grande occasione per il Gemini, che riceve sul proprio campo il Città di Nicosia, ultimo in classifica. Da seguire il match tra l'Atletico Aragona, che proverà a fermare il capolista Armerina.